Oggi è la giornata della consegna delle borse di studio, è una giornata molto importante per la Fondazione, perché lo scopo della stessa è proprio quello di assegnare le borse di studio agli studenti mantovani meritevoli. La Fondazione Franchetti nasce nel 1906 e con un lascito del commendator Franchetti, che al lordo di alcune donazioni e legati ha lasciato il suo intero patrimonio per la istituzione appunto di una fondazione, di un istituto che assegnasse queste borse di studio. Da allora, parliamo del 1906, fino ad oggi, che è il 2019, sono ben 113 bandi di concorso per l'assegnazione delle borse di studio. Unica eccezione è stato il 1944, anno in cui non è stato promulgato il bando, ma comunque sono state assegnate comunque le borse di studio. Accanto a questo lascito c'è anche quello del Ploner, che è una borsa di studio intitolata appunto all'ingegner Ploner, che è riservata agli studenti di ingegneria, e un lascito della maestra Ada Vincenzi che riguarda la tematica medica in ambito oncologico, sempre nel territorio mantovano. La maggior parte delle facoltà sono tutte in ambito scientifico, soprattutto scientifico. Ci sono circa 30 matricole, per cui vuol dire che le famiglie stanno comunque continuando ad investire nella istruzione dei figli, e questo è una cosa particolarmente meritoria. La Fondazione è contenta di essere vicino appunto alle famiglie in questo sforzo economico. Bisogna ricordare che parecchi degli studenti che verranno assegnata loro la borsa di studio frequentano l'Università di Mantova. Anche questa è una nota positiva, perché vuol dire che è possibile anche per gli studenti mantovani seguire i corsi di studi nella loro città di residenza. L'importo che è stato stanziato dal Consiglio di amministrazione per le borse di studio è pari ad 80.000 euro, con borse di studio che andranno, a seconda dei risultati scolastici e della situazione reddituale della famiglia, andranno dai 650 ai 2.450 euro per borse di studio. Così frequenti di avere tre fratelli, tre segretaри. Stella Vittorio, Stella Mario, dominante, ci fidiamo. Io credo moltissimo nell'impegno dei ragazzi, nel loro valore e nell'impegno che mettono ogni giorno nello svolgere il loro compito. Come amministrazione noi abbiamo cercato in tutti i modi di valorizzare la formazione post diploma, mettendo in campo tantissime risorse, e quindi penso all'Università di Mantova, che ha implementato la sua offerta formativa con nuovi corsi, con ingegneria informatica 4.0, adesso il nuovo corso di economia dei beni culturali che partirà, l'ITS, l'Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare Sostenibile. Quindi abbiamo davvero cercato di mettere in campo tante opportunità per i ragazzi, perché sappiamo che l'università costa, sappiamo che è un impegno per le famiglie, è un investimento che poi alla lunga ripaga, però è chiaro che bisogna offrire ai nostri cittadini maggiore offerta possibile. Per cui essere qui oggi è davvero, diciamo, un complemento di quello che noi abbiamo come idea di amministrazione dell'impegno dell'università e di quello che una città deve fare per i propri nuovi cittadini che si stanno formando.